partiti. Della Nuorese, quindi Santoro a perfezionare il disimpegno per Varrucciu, all'indietro Pertrini, l'errore di Varrucciu, subentra nell'azione Sprogheri. Qui lo stop di Pintori che perde palla sull'intervento di Usai che lancia nello spazio Ragazzu. In solitaria Ragazzu contro Antonio Cocco, la finta di Ragazzu che si porta il pallone sul sinistro e batte Mulas sul primo palo. Ancora Mauro Ragazzu, 11° gol del Bomber, Nuorese in vantaggio. Rinvia nella zona di Pinna, mette in movimento Usai, c'è spazio per Usai a sinistra, entra in area di rigore Usai che si mette in proprio e trova l'angolino opposto, un grande gol di Federico Usai. Dalla porta di Trini, va Pintori a centro area, c'è il palo e poi il tap-in vincente di Valenti, riapre la partita l'Ossese. Il lancio di Varrucciu viene intercettato da Sabino, Sabino fa ripartire nello spazio Chelo che trafigge Trini. Ancora una volta si fa sorprendere la difesa della Nuorese, ristabilita la parità. Nella zona di Saba che riesce a stoppare per Pintori, da Pintori a Chelo, il tiro finisce sul palo e poi Contini se la ritrova lì e non riesce a ribadire a rete, occasionissima per l'Ossese per portarsi avanti. La battuta di Pintori e ci arriva sul secondo palo, dovrebbe trattarsi di Chelo. L'Ossese trova il nuovo vantaggio, no, si tratta di Saba. Va rettificato il punto di battuta, ma l'arbitro decide che può bastare così. Al 38° che ha colpito il palo è arrivato il gol del definitivo, almeno, o meglio, del parziale vantaggio. Ancora la Nuorese a chiudere, quindi Santoro, il rimpallo che favorisce Piredda, entra in area di rigore Piredda, il mancino e la palla in rete, Andrea Piredda, come all'andata. Guadagna metri Contini, poi scarica su Madeddu, qui il tiro in porta, attenzione perché c'è una seconda possibilità con Saba che serve Secchi, che da pochi passi di testa fa 4-3. Invio di Trini a salire la linea, attenzione perché c'è Varrucciu, posizione irregolare, aveva messo in rete Varrucciu, e quindi Muresu al centro, in una zona dove c'è Casu che incrocia molto bene di testa. Palla fuori, ma davvero di un soffio, ottimo l'inserimento di Casu, non c'era fuorigioco. Lancia Saba e su questo tiro finisce la partita. 7 gol e tante occasioni, vince l'Ossese per 4.